Intanto guardate, stanno mettendo in lavorazione, seguiremo il ciclo di queste olive. E voi che fate marketing, voi che date messaggi nel mondo, mi dovete dare una mano. Questo non è un olio extravergine oliva, questo è un succo di olive. Tutti, parlando delle più blasonate marche del mondo, parlano tutti di olio extravergine olive e paragonano questo succo di olive a un olio extravergine olive. Ma sono due cose completamente diverse. Diverse sono che quest'olio nasce nelle nostre mani. Quando grandi marchi del mondo parlano di olio extravergine oliva, vi assicuro che 9 volte su 10 l'olio non nasce nelle loro mani. È un olio che viene da anni stoccato dentro silos, dentro recipienti, dentro enormi stive di navi e qua c'è la garanzia che parte da qua, mani, parte da qua e da nasce nelle nostre mani. Vediamo il cibo. Andiamo a fare un'estrazione già da decenni a 2 fasi. 2 fasi è una tecnica di estrazione del macchinario. Cosa tiene? Queste sono le olive defogliate. sono tutte. Aspetta, spieghiamo, qua Sì. viene la defogliazione. Questa è la defogliazione. C'è una macchina nelle quali le olive vengono messe, dall'altra parte escono le le foglie. Vedete che dalla cooperativa praticamente foglie non ce ne sono. Esattamente. Perché la raccolta è manuale, questo è un segno. Vengono defogliate, E poi messe arriva in questa l'oliva. tramoggia, una lavatrice Questa qua si chiama e una tramoggia. Una lavatrice. Lavate, risciacquate e frante. Le olive vengono frante. Vengono frante pure con un sistema interessante, con una doppia griglia, una doppia griglia dove fa una prima spremitura e una seconda spremitura per evitare una frizione come tanti frantoi fanno. E la pasta ottenuta, quindi il patè, che include anche il nocciolo, che tanti clienti mi dicono Vito, ma il nocciolo è in mezzo alla pasta. Che parte integrale? Vi faccio vedere come vengono frante. Escono profumi bellissimi. profumi che non si possono spiegare. Una pompa a pistone prende questo patè e lo porta dentro le gramole. Andiamo a vedere le gramole. Andiamo a vedere le gramole. Ma questa è la gramola, come vedete tutte le nostre olive sono state proprio macinate, rotte, molite. Questa è una vasca che termine tecnico che è una gramola, dove la pasta delle olive si prepara alla rottura della molecola, quindi la molecola dell'olio viene come dire, addolcita e per un periodo di tempo che non deve superare massimo 15 minuti, a compromettere resa e qualità. Devo dire che anche qua gli odori, I profumi sono da svenimento. da svenimento. Potete capire. L'odore è incredibile. Questa è l'espressione appunto della qualità che l'olio va comprato direttamente dal produttore e i supermercati, le grandi distribuzioni devono iniziare a cambiare rotta. Noi non siamo i loro nemici, noi siamo i loro amici e dobbiamo iniziare a vendere prodotti salutari alle persone, non devono essere i nostri amici. Noi facciamo impresa, non facciamo finanza, mentre la grande distribuzione nelle vie generali è abituata a fare finanza. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto delle visite stranamente della grande distribuzione che sta iniziando a capire che dobbiamo fare un cambio di passo, grande opportunità che si sta aprendo, quindi se loro vogliono dentro i loro supermercati dei prodotti salutari dobbiamo diventare amici. Andiamo all'estrazione centrifuga. L'estrazione centrifuga è il cuore dell'impianto. Una volta venivano usate, quando lavorava il nonno, le pietre, le molazze,
oggi ci sono tanti frantoi che appannano nelle vie generali gli occhi ai consumatori, molazze ancora vengono usate a mio giudizio solo per fare vetrina, nonostante delle macchine importanti, ma come sappiamo il mondo si evolve e anche questo settore subisce gli stessi. Di innovazione, esattamente. ovviamente. Quindi adesso i computer riescono a gestire temperatura, grado di umidità, e questo è un impianto, come dicevo poco fa, con una lavorazione a 2 fasi. In un'epoca moderna hanno toccato dei principi antichi. Che significa? Significa che una lavorazione a 2 fasi non viene aggiunto 1 litro di acqua in un processo di lavorazione. 2 fasi perché? Perché c'è una prima fase. È un termine tecnico, 2 fasi e 3 fasi. Se ad esempio un impianto del genere macina 5.000 kg di olive ogni ora, negli impianti tradizionali fanno 5.000 kg di olive orario e 4.000 kg di acqua ogni ora. Quindi vi lascio immaginare lo sciupio di acqua che gli impianti oleari possono fare. In questo caso viene abolita l'acqua, 0. Quindi con l'acqua è 3 fasi, senza acqua è 2 fasi, è una terminologia tecnica. Quando noi immettiamo acqua in un determinato prodotto, cosa succede? Un lavaggio. Quindi l'acqua aggiunta alla pasta delle olive si porta con sé delle sostanze chimiche, organolettiche, olfattive, tutto quello che sia. In questo caso tutto quello che è dentro il frutto in maniera naturale la macchina ce lo regala senza aggiunta di acqua. Addirittura la vita del prodotto si duplica. Quindi perché l'acqua crea un'ossidazione. In questo caso l'ossidazione non esiste. Vi lascio immaginare, risparmiando 4.000 litri di acqua all'ora, quanto rispetto abbiamo per il nostro pianeta. E oggi finalmente in Italia c'è l'ammodernamento dei frantoi e tanti che si stanno adeguando, per fortuna. Quindi dopo quella macchina passa da questa macchina. Da un'estrazione centrifuga, questa è una centrifuga orizzontale che fa l'estrazione dell'olio e separa la parte solida dalla parte liquida. L'olio subisce un altro passaggio dell'estrazione verticale, che è il classico separatore, dove appunto l'olio è al 100% adatto al consumo umano. Questo è l'ultimo atto. Questo è l'ultimo atto che ora vi farò vedere l'uscita dell'olio. Dopodiché qua inizia l'avventura della conservazione dell'olio, del controllo qualità, acidità, perossidi, polifenoli, delta K, la spettro, tutte. Quanto passa da quando l'oliva entra a quando l'olio esce? Ma tutto il ciclo mediamente dura 35 minuti. 35 minuti. Mediamente. Quindi le olive che abbiamo visto mettere poco fa saranno olio tra poco. Esatto, tra una mezz'oretta avremo la nascita dell'olio, del mosto. Esattamente, questo è un mosto. Io lo chiamo succo di oliva perché in effetti è una spremuta di oliva. I grandi lo chiamano tutto olio extravergine, ma questo è un prodotto diverso, non è extravergine. Questo è quanto, ragazzi. Complimenti per la passione, per la storia, per il racconto, per l'identità. Grazie. E me la ripeti quella che è favolosa, quello che ti diceva tuo padre, delle 7 olive. Sì, questa è una piccola tecnica. È bellissima questa frase. Sì, Vito, quando incontri le olive, che ce ne sono 7 verdi e 3 rosse, le olive verdi rappresentano il giovane ventenne, quelle rosse il 55enne, il 60enne, che unite danno il massimo, la forza, l'esperienza. Questa è una cosa dove Vi invitiamo a cercare olive rosse e bianche. questo matrimonio. Per avere il top. Per avere il top. Complimenti, ciao, Grazie a voi, ciao.